È un lavoro importante quello che si sta realizzando all'altezza delle paratoie del lago di Alleghe per la messa in sicurezza del territorio e della sua gente. Il cantiere che la Regione Veneto ha affidato alla Veneto Acque prevede lavori che sfiorano i 2 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli interventi realizzati nel post Vaia, che portano la progettualità complessiva a quasi 11 milioni di euro. Stamattina sopralluogo tecnico. Questo lago, come anche altri laghi di montagna, hanno il problema che quando piove tanto, ci sono fenomeni di piena, non riescono a scaricare il quantitativo d'acqua che invece entra, e quindi era necessario potenziare lo scarico. Questo è un canale scolmatore che serve appunto ad incrementare del 30% la portata dell'acqua in uscita. La portata derivabile dal canale scolmatore consentirà di scaricare 35 metri cubi d'acqua al secondo in più rispetto alla capacità attuale allo sbarramento nel momento in cui il livello del lago dovesse alzarsi oltre il limite di rischio. La piena che arrivava usciva subito e con danni anche sul cordevole in uscita dal lago. Questo invece consentirà proprio di modulare le portate. La Regione è già intervenuta a monte del lago con l'escavazione del cordevole da Alleghe a Caprile. Questo materiale è stato riutilizzato a monte per creare un riempimento e anche una nuova ciclabile, un nuovo percorso, quindi fruibilità turistica, e poi sono stati fatti dei ripristini delle sponde che garantiscono anche la fruibilità in termini, diciamo, di spiaggia lacustre.